Accidentissimo. Manuel Rodeano ci racconta un po' della stagione, i presupposti, quanto vuole raccontarci di bello. La stagione, a parte l'inizio climaticamente non esaltante, noi l'abbiamo, a parte l'ufficialità, già dal 25 aprile a Sabbiadoro eravamo sostanzialmente pronti con l'erogazione di tutti i servizi. Le prenotazioni sono estremamente soddisfacenti. Abbiamo, a fronte del cantiere di Terrazza Mare che è partito in questi giorni, ridisegnato un po' la spiaggia, perché a destra e a sinistra del cantiere di Terrazza Mare andremo a posizionare la Beach Arena, dove troveranno ospitalità tutti gli eventi sportivi dell'estate legati alla sabbia, quindi beach volley, beach soccer, beach rugby e altre discipline, e una serie di concerti che abbiamo fissato con gli artisti in questi giorni, che troveranno ospitalità anche nel palco in Piazza d'Olivo a Lignano Pineta. Avremo fra gli altri Frankie High Energy, i Santi Francesi, Donatella Rettore, Cirilli cabarettista, Ron e altri nomi di tutto rispetto. Dall'altra parte di Terrazza è stato spostato il Wind Village, che ospita tutte le discipline legate al mare, quindi kitesurf, vela, kayak, windsurf, tutte appunto queste discipline, perché non era oggettivamente pensabile di allestire con piazzole e con ombrelloni a ridosso di un cantiere che opererà anche d'estate, quindi chiaramente con problemi di acustica e di tranquillità per gli ospiti. Quindi sostanzialmente le prospettive sono buone e auspichiamo che sia un'altra stagione da annoverare fra quelle più meritevoli.